Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, finalmente su Shogun 2 dopo 2367 anni. Riprendiamo dalla vecchia via raga perché la nuova via mi ha rotto veramente le balle, cioè mi diverto di più col primo Shogun diciamo. Siamo contro Gokane su 134 e niente, partita molto rapida. Ragazzi, trovate sempre sotto il video nella descrizione il nuovo forum, ho fatto sto forum così possiamo iniziare tornei online perché voglio fare un torneo di Shogun a 8 giocatori e così possiamo ciaccolare e parlare e tutto quanto. Insomma, il forum mi sembra una bella cosa per stare tutti insieme e condividere la passione per i video games. Ecco il mio esercito, raga! Allora, 2 Naginata a cavallo, 2 samurai con yari, 6 samurai con katana, di cui 2 con 21 in attacco, 2 bestie obese e il mio generale di livello 4 oro. Andiamo a vedere, l'avversario del mio avversario è un po' pazzo. Allora, uno da ben 5 Ashigaru con arco, incredibile. 3 Ashigaru con spada lunga, 7 Ashigaru con yari e un eroe monaco guerriero con Naginata, più il generale che è di livello 8 bronzo. Ok. Ecco ragazzi, lui comincia a sparare tipo 5000 frecce al secondo, però io sono tranquillo perché so che appena becco con i miei samurai i suoi arcieri ce l'ha in quel posticino. Infatti secondo me è una strategia un po' scellerata perché troppi arcieri, ormai gli arcieri secondo me ne sono un abbetto io, però sarà un esercito numeroso, però appena che arrivo basta, vanno tutti in fuga, poi sono Ashigaru. Lascia il suo generale così alla cazzo, da un arciere, e io con le mie 2 cavallerie provo a rompergli le balle. Sì, è vero che le mie cavallerie soffrono, però tenere lontano il generale dall'esercito è importante, così non hanno grinta e gli Ashigaru prendono paura. Mi piace vincere facile, panzi panzi pa pa pam, tipo in un secondo sono andate in fuga tutte le unità di Ashigaru e siamo cioè il mondo contro l'eroe con Naginata, c'è una cosa incredibile. E adesso arriva la cosa buffa, lui aveva un'altra katana, vabbè io adesso ho diviso un attimo l'esercito per tenere, insomma per andare a distruggere il generale avversario e per colpire l'ultima katana mi pare, vediamo cos'è. Un razziatore Wacko, un razziatore Wackos. Ok, adesso qua il generale ormai è andato a fanculo, ha fatto proprio un erroraccio, non può, cioè il generale cazzo devi lasciarlo vicino agli Ashigaru, se no gli Ashigaru vanno in fuga subito, cioè boh vabbè. Qua anche il razziatore Wacko va in fuga, adesso c'è tutto il mondo contro l'eroe monaco guerriero con Naginata, adesso è un divertimento. Se dico solo una cosa, tutte queste unità qua, le 2 di cavalleria, più il generale, più i samurai, cioè devono arrivare tutti, perché sto qua, cioè, con il Nandrolone aveva un drogato, dopo, 32 anni dopo ragazzi, siamo ancora qua, ho dovuto girarlo 20 volte, cioè non moriva mai, cazzo. Cioè, impressionante, ho fatto addirittura incita, la chiamata raccolta per sicurezza, perché avevo un po' paura, ragazzi. Cioè, guardate che scena, tutto il mondo contro questo, per carità era anche un eroe forte, però insomma, dai, per cortesia, ragazzi. E ha tenuto fino alla fine, comunque vittoria facilissima, insomma sto qua sbagliato tutto, secondo me, tattica scellerata, come prima partita dopo 50 anni che andavo su Shogun, una partita abbastanza tranquilla. Altra cosa, basta, nuova via, mi diverto di più con i super katani, i samurai, cioè con i fucili, una natura di coglioni, poi l'artiglieria è troppo sproporzionata. Ragazzi, per oggi è tutto, adesso devo caricare un altro po' di partite di Shogun, se le vinco chiaramente, e alla prossima, ciao!